Ecco qua, un'altra giornata di calore. Fortunati quelli che possono andare al mare, sfortunato io che devo rimanere qua in portineria a guardia del palazzo. Buongiorno, ma Buongiorno, Sasa. Hai visto che caldo? Mamma mia, beata a te che te ne vai a mare, io invece devo rimanere qui in portineria a guardia del palazzo. Alma, pure se stai in da portineria, bello, con l'aria condizionata. Invece mia moglie ieri sera, sa, domani ce ne andiamo a mare. Alma, non lo sa mai. Già mi era programmata tutta la giornata. Divano, aria condizionata e relax. Ma non è stata cosa. Come posso dire di no a mia moglie? Non lo puoi fare, non si può fare. E che ci è voluto per ci preparare? Sulis, 4 costumi. 4 costumi. Mattina, pranzo, pomeriggio e sera. Ogni costume, naturalmente, il pareo e ogni completo o bikini abbinato. Se capisci. Il creatore, 4 costumi pure per creature. Ma Ricky, ma che porta a fare sti costumi per sti creatori? Tanto non so cagnano, stanno sempre in là, confuso da mattina a sera, non lo cambiano il costume, non ne portare in spreco e passano tutte le giornate a s'appiccicare. Loro e la mamma. Ieri sera, sa che dovevo mangiare, ma fa un'insalatella di patate, un po' croce, un po' di sale e ci mettono un po' di riga. Leggera. Che schifo. Insalatella di patate, no, ma si pazza, qualcuno che ci dice chi sono sti miserabili. Si la già fa come faceva mamma. Come faceva mamma. C'ha già mettere un po' di laccio, 2 fagiolini, un po' di cipolluzzo, il pomarolo, una scatoletta di tonno, si inventava mais e poi ci mettono un po' di ricotta. Va bene? E secondo te creatura si mangia un'insalata di patate? No. Frittata di maccheroni. E dato che i miei bambini sono abituati a mangiare pure cotto, cotolette e peperoni. Cosa leggera. Va bene così? No! E poi si ci viene a farmi creature pomeriggio che sanno mangiare pancarré e cioccolato. Va bene così? E noi andiamo a fare un aperitivo per spuzziare la pomeriggio e ci portiamo patate, nocciolini e rindabbuzza frì una mezza bottiglia di limoncello. Bene. Va bene così? Va bene. Sa picci e porta. E mica è finito là. Il pazzello per il creatore non va a spiaggia, allora. Mo, da che mondo è mondo, il creatore non va a spiaggia. Come pazzino? Secchiel, paletta. E al massimo pallone. O pallone. Il racchettone. Un castello gonfiabile. Arma che ci vuole la mano e di solo può portare in coppa a spiaggia. Arabo. Sistema. Sotto solo un camera esagerata. E la paese è una da mia passa a gonfiare. Una volta che si è gonfiata, che figura e merda, arma, che figura e me, tutta la gente che ci guarda nel suo coso rosso quando io maschi angiuini e i creatori si facessero un giro a coppa, però mia moglie lo dobbiamo portare, l'amma portare, e che foto ma gente non ha da vedere che teniamo un castello gonfiato. Sai che? Paletta. O camion per trasportare la sabbia e l'escavatore. Mia moglie bella distesa sul lettino che si spalma le ogre. Sa, la noce è creatura. E là arriva un momento che sa si trasforma nell'ingegnere che dirige il lavoro. Ma mo mi domando e dico, con tutta sta roba, si creatura, ma che ne fanno un castello di sabbia a fermata la metropolitana di Castelvolturno? In questo palazzo, chiavo cotto e chiavo crudo. La signora Ciardillo. Armando, dovete arracquare le piante perlomeno 2 volte al giorno. Qua fa un caldo della malora. E allora Armando, con una santa pazienza, se leva le scarpe, si mette il bikini, piglia la pompa e arracqua le piante. Poi arriva la signora Caruso. Armando, state sempre con sta pompa a mano. Qua le bollette volano e l'acqua costa. E Armando, con una santa pazienza, si leva il bikini, si mette le scarpe, piglia la pompa e a posto. Poi arriva la signora Russo. Armando, che caldo che fa! E annacquate un po' queste piante.
Signora Russo. E qua prima arriva la signora Ciardiella e dice che le deve annacquare 2 volte. Poi arriva la signora Caruso e dice che non le deve annacquare proprio. Ma insomma, se può sapere che già fa la giarra qua sti piani, io no. Buongiorno, mamma. Buongiorno, Sasà. Ha incontrato la signora Caruso. Ha detto che alla prossima riunione di condominio mette a verbale con l'amministratore che si consuma troppo acqua per questi pianti, capisci? Una dare. La ma- giarra qua una volta, 2 volte. Il l'arracco quando voglio, così sto È bello, frisco, e mi mette che viene rinda là. Fai buono, mamma, fai buono, mamma mia. Nata giornata di È mare. tornato in tuo camino, arma. Oh. Ieri sera, mi ha chiamato mia mamma. Ha detto, sai, se rimane vengo a mare con te. C'è la città mia moglie. Apritici, l'arma. Puoi immaginare, no? Certo. Non lo dico proprio. Praticamente mia mamma soffre pure la macchina. Sta da mettere a naso. Che la mia moglie la fa mettere pure, non è questo il problema. Però adesso sai che fa? Si mette la rete a me e mi ha dato tutto piace con il ruccio, la rete così, giolino fino a cassetto. Lo fa per dispetto. Per dispetto. Ma arriviamo un po' pulito. Mia moglie, la solita per chiuso. Sempre il solito ombrellone e 2 lettini. Uno per lei. Naturalmente uno per mia mamma. E io vado a finire sempre aspettato un po' a chi lo pallone del creatore. Pure questo, lo fa per dispetto. Mamma mia, mamma mia. Ora di pranzo, ora di pranzo. Calma, che ci vogliamo mangiare buono? Che hai preparato? No, io stamattina non tenevo proprio genio. Oggi ho fatto 2 panini, prosciutto cotto e galbanino. Tanto oggi non ci trattano assai, oggi fa calcio con una mambrezza. Piglia e si va a fubare. Arma, vi casa è già libera. Mi fiondo. È arrivato un momento di mi assattare un po', che mi interessano un po' a schifo. Bravo. Figlia, come dice mia mamma. Hai visto quando andate solo con il mare? Antipasta, primo, secondo, contorno, patatine, noccioline e limoncello. Quando la moglie sa che vengo io, fa sempre che i panini, prosciutto e galbanino o mortadelle svizzere. Al massimo fa che l'insalata di riso mezza vacante, perché poi se ne esce con il fatto, dobbiamo stare leggeri. Arma, una giornata di mare con me è un inferno. Con o senza mia mamma? Mo, secondo te, chi è un fortunato? Io o tu? In questo caso. Buongiorno, mamma. Buongiorno, Sasà. Mamma mia, visto che cavolo fa oggi? Mamma mia, te volesse fare sta a te qua in questo cortile. A una certa ora si crea tutta una cappa di calore. E proprio per questo io ho detto vicino a mia moglie, Filomena, perché oggi, visto che fa caldo, non facciamo una fresella fresca? Un filo d'olio, un po' di tuno, 2 pomodorini, olive bianche, olive nere e una bella cipolluzza nuova. Bella. Che le viene mamma, facciamo la fresella fresca, no, ma faccio una bella pasta e posile. Ah, boh, però, in fin dei conti la pasta è possibile, comunque è una pietanza fresca. Sì, se ci metti olio, cipolla e E pisello. che ci metto io? Invece lei ci mette olio, cipolla, piselli, 300 grammi di pancetta, 10 uova e 400 grammi di parmigiano. Non è giù leggero. E non finisce qui. Non Il secondo, Secondo. provola la pizzaiola, 2 melanzane a fungetielle e poi la volesse fare vedere a mia suocera. Sapeva 2-3 bicchieri di vino e poi si addorme vicino alla tavola. Arma. Pure a me, io oggi vengo a mangiare mamma. Proprio bene mamma, ci vicino a mia moglie, ci a me. Lo sai che faccio? Scendo, vado a cattare 2 cozze e faccio un bello pasta e fagioli, Bene. pomodorini e con Fresco. E che faccio a squattro? Mamma, ma a squattro non fanno pasta e fagioli che cozze? Mi sembra esagerato. Quando viene la mamma, mo, tu le sai fare antipasto. Primo, secondo, o primo contorno, o secondo contorno, frutto, dolce e limoncello. Invece quando viene mamma, tanto vi pressa, è tanto che se non lo può fare, è tanto fa cavolo, è tanto sta stanca. No, oggi fa una cosa veloce perché mi ha portato il creatore calcetto. Allora ha detto, ma non ci capite, ma allora mamma sa da mangiare sempre queste cose. No, allora sai che faccio? Oggi faccio un bello pacchero con stocco. A mamma lo stocco non ci piace, che le può fare apposta. Allora io volevo fare la mezza per poter vivere. Bravo. Ha detto, mo scendo, va a cattare 2 mozzarella e un po' di prosciutto. E così faccio io e non mi interessa proprio. Fai bene, fai bene. Mo, dico io, tu guarda la mente sempre, in questo caso, chi è un fortunato, Armando? Io o tu? In questo caso, 1-1, palla al centro.
Buongiorno, Sasa. L'ascensore è qua. No, stai facendo un po' l'ascensore, stai spazzando un po'. Ah, Ma che oggi niente mare? no, ma oggi niente. Ma che, Sasa, ti vedono un po' esaurito. Poi che esaurito, Armà, mi ha chiamato mia mamma. Ha detto vai un attimo a casa della nonna a pigliare un documento, Armà. E che botta in fronte ogni volta che di a casa della nonna. Comincia a parlare e non la fornisce più. Appena sotto la sua, non mi ha manco visto. Ui, ma tua moglie ti fa mangiare? Ma io vedo così, madonna mia, ma che sta succedendo? Ah, non sai che famo? Ti fa una bella zuppa di latte. Ci stanno sui 10 mattina che ci fa questa zuppa di latte. Allora non mo sai che fa? Ti prepara una bella fella di pane con la pomarola e un bicchiere di vino rosso che le fa sangue. Ah no, ma prima mattina non ce la faccio a mangiare. Allora pulizza 2 caramelle, ma che si scorda che tengo 30 anni. Madonna mia, e allora poco ha fatto. Ha detto, voi sai che faccio? Metti in mano un biglietto. Piglio un burzellino, un rapo, che da là scavo, picchio. Chi sono 5 euro a cattare bella cosa e creatura. Ma tu sai, noi tengo 3 figli. 3, sì. Questo 5 euro, a sti creature, ma che c'ha già accanto? Niente che ci vuoi comprare. Se non tu pigli quella, so offende. Arma, prima mattina, pane con la pomarola, un vino rosso che fa sangue, 2 caramelle, io 5 euro per creatura. Ah, ma poi ci piato dopo quando me ne sono chiusa, città non mi dice niente, va che presto me ne c'è scendere, basta, non ce la faccio, ci piato non mi sono uscito velocemente. Bascio palazzo, a chi incontro? Chi incontro? La signora Assunta, la compagna della nonna, questa che sappiano te. 80 anni, con l'arteriosclerosi, non mi ha manco vista. Ui, ma tu sei una potenziatina. O figlio di Teresa? No, signor, veramente sono un figlio di Maria. Ah, o figlio di Maria. Ma Tony, no, vieni a qua. Tony, vieni, guarda che ci sta qua. Ho una potenziatina, tu ricordi? Ma no, come sei fatto rosso? Ma no, ma ti ricordi quando eri piccolina, così bella? Ma no, tenevi che i capelli lungo, ma che hai fatto a sti capelli? Le hai perse tutto quanto? Ma no, Tony, no, e vuoi venire? E vieni a vedere chi ci sta, mamma. Ti ricordi quando io avevo indovi che con pallone, che i capelli neri, belli, ricci, e che giocatore mi pareva Maradona. No signor, veramente, che è mio cugino, il figlio della zia Teresa. Ah, ma quindi tu non sei il figlio di Teresa? No signor, ve l'ha detto prima, sono il figlio di Maria. Ah, il figlio di Maria, ma che lui là sicca che ci andiamo sempre. Signor, so che lui là, madonna mia, che l'hai fatto passare, mamma, e che l'hai fatto passare. Non mangiava mai, ci andiamo sempre, che la mamma ti poteva fare mangiare, sempre un coppa a me. Sai, scendeva che la poverella, mamma, santa, l'hanno fatto che la femmina, madonna. Comunque per la salutare. Appena arriva a casa saluta e dice Carmeta, mi hanno salutato Susette, la moglie di Tony, che si ricorda, dice Susette che il pian terra che stai a casa in due palazzi di mamma. A mio marito forse non si ricorda che io faticava fuori, non ci stava mai a casa. Madonna, come ti sei fatto bello, tu 30 anni, ma no grandezza di Tony hai visto, ma no che pizzerò si è fatto, che l'erdantillo, ma non si è fatto, ma non ci posso pensare. Allora ma ci piano quello per nascere a fiuto, troppo la nonna la signora non si poteva sopportare, sono tornata a casa. Distrutto, surato, non avrei esagerato, ho detto mo basta, mi ha spugliato, la canottiera, pantaloncini e bikini, mi ha messo un coppo di divano con l'aria condizionata, ho detto mo io non voglio sapere proprio niente, ma non le sa mai fatto, non le sa mai pensato, dopo 30 secondi, mia moglie, sa, se non mi dice niente, la sorella, mi fa una cortesia, mamma fa un attimo un servizio a due frutti, allora prima sa che mi ha scordato, mo secondo te ci posso mai ricevere no a mia moglie? No. Spuglia da una volta. Viest, shin e mangia a fuoco servizi. Mo, dico io, no? Tu, che pure della mia sembra, in questo caso, ma chi è il fortunato? Io o tu? In questo caso io. Buonasera, Arma. Buonasera, Sasà, e a dove ne vai bene? In coppa sta mio cognato di Milano. Mia moglie ha detto va a cattare 2 birre e 2 taralli. Un fratellino ci piacciono i taralli. Il tarallo nasce nel 1700 nelle botteghe dei panettieri napoletani, dove, oltre all'impasto in esubero, venivano aggiunti sugna, pepe e mandorle. Nasce così un tarallo in sugna e pepe. Ma tu sai chi l'ha inventato tarallo? Tonini e Coppi e quartiere. Un giorno Maria, moglie di Tonino, figlia di Nanninella Capera e Coppi quartiere, tra senti in da panetteria, dice Toni, ma che resta a rimanere su un bastruppa? Che fu rimane là, fa una cosa, mettici un po' in sogno, un po' di pepe, ci butto 2 uccelli e fa 2 biscotti salati. Tonino
prese l'impasto, lo reimpastò con la sugna, ci mettette un po' di pepe, una francatella di mandorla a sentimento e fece degli anelletti intrecciati e li infornò. Arma, manca 10 minuti. Una dura che si sentiva per tutto il week. Vittorio, teneva la falegnameria in betta alla panetteria. Appena si andette a duro tra la settimana della panetteria e dicette: Tony, mamma mia, ma che resta a duro? Tony visse tutto attigiuso, dicette: Vittorio, ci ho inventato taralla in sogno e pepe. Te assaggi. Vittorio al primo morso. Dicette: mamma mia, cioè, rimase estasiato da questa prelibatezza e con voce commossa fu lì che nacque la famosa frase: Tony, un coppa a stu taralla, ci vuole un bicchiere di birra. Buonasera Arma. Buonasera, Sasà, dove non stai bene? Arma, mi fa pensare, un coppa tengo a mio cognato di Milano, un fratello, mia moglie ha detto scende, va a cattare un po' di trip per fare casazzi e pure un po' di pericosi. E mo che tieni ospite, com'è la situazione, coppa? Arma, due mondi completamente diversi. Pensi a ieri mai umano, no? Ore 7. Mia cognata ha preparato la colazione con mio figlio. Ore 7:20. Mio nipote si alza e arriva in cucina. Buongiorno mamma. Buongiorno papi. Buongiorno zio. Buongiorno zia. Arma sa 7 e mai. Ore 7:25. Arma l'inverno. Mia moglie va a scegliere creatura. Appena da sedere in stanzetta abbiamo rapito tutte le finestre possibili e immaginabili, perché o estate o inverno a stanza a da cagnare. Carmine, Antonio, Giussi, già ci vogliamo muovere, 7:25 a mai omare, prima volete omare e poi state rindoletta a dormire, già, mia forza, ambressa, volete... non mi faccio da Luccano alla stazione, non siamo che figure in merda, mi faccio che figure in merda, che lei è venuto fino a Milano, mi faccio fare solo brutti figure. Volete muovere? Già, forza, ambressa, vostro cugino già sta in da cucina che sta mangiando, noi chi l'ha fornuta e vi state ancora schiattati rinda a solito. Ja, Carmine, vieni da muovere. Carmine, non ti fa fare una paleata, Carmine, che poi la paleata ce l'ha a far padre, che non serve proprio, a Gianluca sempre, issa non si sente proprio. Ja, forse, chiama a sosra, Carmine è tuo, Carmine è inutile che ti giro là da là, Carmine ti ha sosra, a già venire da gettare in doletta, ja, se tu stai in doletta, pensa a te, e là di due figli, manca si muove, frate tesoro, non so, se tu non ti alzi, loro non si muovono, è vero, ma da far ripetere 50 volte sempre le stesse cose. È vero da poco si muove a rinda solietta, Carmine, sull'8 mancano un quarto, già non tengo più un filo e voce. Arma, ore 8:10, o figlio di mio cognato ha finito di fare colazione. Mamma, ho finito di fare colazione, posso andare in stanza a prepararmi? E nel frattempo trasano i figli miei in da cucina, ancora i cinesi, buongiorno, buongiorno, oh, e sta a 7 a tavola. Mia moglie ha preparato i 3 zuppe e latte, una cucciara a uno, una cucciara a che lato, una cucciara a che lato, ha messo invece un bottone e leva tutto cosa messa. Arma, due mondi completamente diversi. Poi te ne vieni tu, ma tuo cognato che bello sistemato all'era, non sta mai esaurito. Arma, il mio cognato vive a Milano, nel paese dei balocchi. Poi te ne vieni tu. Boh, secondo te, chi è un fortunato? Mio cognato o io e te? In questo caso, tuo cognato.